Professore, oggi è una grande festa per lo IOV grazie a questo finanziamento ricevuto da un privato. Sì, è una grande festa per lo IOV e soprattutto una grande festa per le pazienti dello IOV. Grazie a questo finanziamento ricevuto da Ali, infatti, noi contiamo di acquisire un'attrezzatura che consentirà alle pazienti operate di tumore al seno che devono ricevere una chemioterapia che farebbe cadere i capelli di prevenire questo effetto secondario. Come funziona questa apparecchiatura? Questa apparecchiatura funziona raffreddando il cuoio cappelluto, quindi un casco che collegato a questa attrezzatura raffredda il cuoio cappelluto e così facendo riduce di molto l'afflusso di sangue che contiene il farmaco antiblastico e impedisce che il farmaco antitumorale interagisca con i follicoli piliferi, che sono quelli che sostengono la crescita del capello, mentre invece il farmaco antitumorale può continuare ad agire nel resto dell'organismo. Dunque continua la ricerca sempre più avanzata. In questo momento che passi sta facendo? La ricerca sta facendo passi avanti importanti, come dicevo nel Veneto si stima che siano oltre 50.000 le donne operate da tumore al seno che hanno superato questa malattia, questa è una prova dell'efficacia delle terapie. È importante però non solo badare a guarire o a prolungare la vita di tutti i nostri pazienti, ma anche importante badare alla qualità della vita e come sappiamo molto spesso le cure oncologiche e la diagnosi di cancro di per sé ha conseguenze sia fisiche che psicologiche molto rilevanti. Molto spesso veramente abbiamo pazienti che sono guariti e che vivono male per la continua paura o per le conseguenze psicologiche e fisiche delle terapie. Quindi è sempre più importante che noi di questo ne siamo consapevoli, è sempre più importante cercare di ridurre l'impatto e gli effetti collaterali di certe terapie. Sicuramente per le donne, in particolare per le donne giovani, la perdita dei capelli ha un impatto psicologico molto rilevante, seppure sia una perdita transitoria. Quindi prevenire questo effetto rappresenta un altro piccolo ma significativo passo in avanti per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti.